Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Una tragedia davanti al Tribunale dei minori di Mestre, dove una donna, una mamma, si è data fuoco proprio sui gradini del Tribunale per un'evidente protesta contro l'affidamento del proprio figlio. La figlia di 8 anni è stata dichiarata adottabile e, intravedendo quella separazione definitiva, ha compiuto un gesto drammatico. Nel piazzale davanti al Tribunale dei minori di Mestre si è cosparsa di benzina, si è stesa a terra e si è data fuoco. Intubata sul posto una mamma di 50 anni di origini marocchine, residente a Padova, dapprima ricoverata all'ospedale dell'Angelo, è stata trasferita al centro Grandi Ustionati della Città del Santo. Gravissime le sue condizioni, la prognosi è riservata. Prima di tentare di uccidersi, la donna ha piantato sull'aiuola davanti al tribunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa un cartello di denuncia nei confronti del padre della ragazzina, un professionista di casier. La foto di papà e figlia, le pesanti accuse di aver devastato l'infanzia della piccola e di aver fatto di tutto per allontanarsi da lei. Infine la scritta, ben visibile, vergogna. I primi a intervenire con estintori e una coperta antincendio sono state 3 guardie giurate e un dipendente del tribunale. È stato un attimo, ha raccontato uno di loro ancora scosso. La cinquantenne si era recata poco prima in cancelleria, aveva chiesto di parlare con il giudice assegnatario del fascicolo, ne aveva chiesto copia, ma senza attendere i documenti. Era uscita per tornare di lì a neppure un'ora, dandosi fuoco davanti all'ingresso. Il Tribunale dei minori ha chiarito in giornata che l'adottabilità della ragazzina era stata decisa a causa del forte disagio psicologico dimostrato dalla donna e comunque dopo vari interventi di supporto alla genitorialità e da ultimo una verifica delle capacità dei 2 genitori di dare alla figlia le necessarie cure materiali e morali. La piccola era stata riconosciuta dal padre 3 anni fa. Attualmente era stata affidata a una struttura protetta per tutelarla, secondo il tribunale, viste le condizioni della mamma, che ora lotta tra la vita e la morte. È morto Libero Bendini, quasi 4 anni fa, fu selvaggiamente picchiato dai rapinatori che gli erano entrati in casa ed era stato costretto su una sedia a rotelle. Dopo la violenta rapina in casa era rimasto in sedia a rotelle, ma Ennio Libero Bendini, insieme alla moglie Rosina, aveva sempre preso parte a tutte le manifestazioni sulla legittima difesa. Domenica però, all'età di 90 anni, Libero è morto. Il 20 luglio del 2016 3 banditi fecero irruzione nella sua abitazione nelle campagne di Piacenza d'Adige. I 2 anziani coniugi vennero picchiati selvaggiamente. I ladri infierirono su di loro con il ferro da stiro bollente. Libero venne colpito ad un occhio e buttato giù dalle scale. Tutto questo per rubare 300 euro in contanti e qualche gioiello, ci raccontò Libero dal letto di ospedale. Le indagini dei carabinieri chiarirono nei mesi seguenti che l'agguato venne messo in atto da 2 uomini marocchini, poi arrestati e condannati a 7 anni e 4 mesi sia in prima che in secondo grado, ma uno di loro venne subito rimesso in libertà. Una cosa che la moglie Rosina non riusciva ad accettare. La coppia partecipò ad ogni udienza del processo, sia a Rovigo sia in corte d'appello a Venezia. Bendini era molto attivo nelle associazioni che accolgono le vittime di ladri e rapinatori, dove la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa. Libero e Rosina lo scorso 5 luglio a Padova parteciparono alla fiaccolata a sostegno di Walter Onicchini, il macellaio di Legnaro che sparò ferendo un ladro che stava entrando in casa. Libero, seduto in carrozzella, seguì l'intero corteo con la moglie. Ho fatto un mese di ospedale e loro 20 giorni erano già fuori perché ci ha detto che faceva il palo quella. Dopo 2 mesi neanche li hanno ripescato di nuovo a Castigliano a rubare di nuovo. E allora quelli hanno la patente, sono proprio dei delinquenti matricolati. Il funerale di Ennio Libero Bendini si terrà martedì pomeriggio a Piacenza d'Adige. Si conta molto sulle videocamere di sorveglianza per identificare i ragazzi che hanno pesantemente insultato, offeso e sputato anche addosso una ragazza di origine cinese con manifesti accenti di razzismo. Da loro arriva, naturalmente per loro l'esecrazione, ma da parte di tutte le forze politiche una condanna unanime. Molto scossa e in lacrime, così è apparsa al capotreno del Venezia Rovigo delle 11:50 del 18 gennaio Valentina, la studentessa universitaria di origine cinese presa pesantemente di mira da 2 ragazzi con insulti razzisti e sputi addosso nel treno che la stava riportando a casa.
Il rapporto del capotreno conferma quanto la 19enne aveva denunciato su Facebook, postando anche una fotografia che testimoniava come fosse ridotto il suo posto dopo il raid dei due giovani. Nel vagone, secondo il racconto della ragazza, c'era solo un altro passeggero che non è intervenuto. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza, che comunque sono attive sia al binario di Mestre, dove è iniziata la vicenda, che a Padova, dove sono scesi i due giovani. Alla ragazza, insomma, le nostre più profonde parole di amicizia, di solidarietà, e appena sarà possibile, se sarà possibile, la incontrerò volentieri a Cafarsetti, la inviteremo lì per dirle che insomma la città non è questo, insomma, purtroppo delinquenti di questo ce ne saranno sempre, ahimè, ma noi dobbiamo tenere la barra dritta. La ragazza assolutamente è italiana, una nostra amica, una nostra parente, nostra sorella, nostra figlia, non c'entra niente se sia di origine cinese. Il sindaco di Venezia non è l'unico a voler incontrare Valentina. Anche il direttore regionale di Trenitalia, Tiziano Baggio, si è dichiarato disponibile ad incontrare la ragazza per esprimerle la sua solidarietà. Ma il caso di Valentina, che vive a Badia Polesine e frequenta lingue orientali a Venezia, è salito immediatamente anche alla ribalta nazionale. Nell'assoluta gravità di queste notizie, ha scritto su Facebook la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti: mi ferisce che a rendersi colpevoli di questi atti tremendi siano dei giovani, probabilmente minori. Vigliacchi 2 volte, e secondo me se sono uomini si costituiscono. Dicono siamo stati noi, avevamo bevuto, avevamo fumato, perché si sono fumati veramente tutto secondo me per fare una roba del genere, allora ancora potremmo definirli uomini, che possono ancora diventare uomini, sono giovani, e questa è una cosa che non accetteremo mai. Sappiano tutti che a Venezia queste cose non saranno tollerate. Il capotreno, che è rimasto con Valentina per il resto del viaggio, ha scritto nel rapporto di averle consigliato di denunciare l'accaduto alla polizia ferroviaria di Rovigo, che, contattando i colleghi di Padova, avrebbe potuto far visionare le telecamere del marciapiede del binario. Le forze dell'ordine sono le uniche che possono visionare i filmati di videosorveglianza. A Follina un incidente sul lavoro, un operaio è rimasto incastrato in una pressatrice e per lui la prognosi è riservata. Sono ancora dentro quelli dello Spisal, per cui poi i titolari sono non provati di più. Sono ancora sconvolti i colleghi di lavoro dell'operaio 49enne ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'incidente sul lavoro è accaduto alle 8 di questa mattina nello stabilimento dell'Anificio Paoletti di via Cartiera a Follina. L'operaio è rimasto incastrato con la gamba destra in un rullo pressatore, mentre doveva pulire il macchinario per la normale manutenzione. Si è avvicinato ai rulli, i rulli hanno beccato la maglia, lui ha avuto la reazione di abbassarsi quando si è reso conto che sarebbe entrato, di abbassarsi, però è entrato coi piedi. Anche il sindaco Mario Colletta, appena saputo del grave incidente, si è subito recato sul posto di lavoro. La macchina è completamente a norma, ha le sue protezioni nel momento in cui opera a certe velocità, però quando poi mi spiegava il padrone della fabbrica, quando la devi pulire questi rulli si muovono pian pianino in maniera che tu li possa pulire, però l'imprevisto non si può mai prevedere. Il 49enne, che risiede a Follina, è stato estratto dai colleghi che lo hanno poi consegnato ai sanitari del SUEM 118, intervenuti sul posto con l'ambulanza e l'elisoccorso partito da Treviso. L'elicottero lo ha trasportato d'urgenza a Cafoncello, dove si trova in prognosi riservata. Mi hanno detto che è in condizioni gravi, soprattutto per il fatto che ha perso tanto sangue. I carabinieri di Cison di Valmarino e gli ispettori dello Spisal dovranno ora ricostruire quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Nel frattempo tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia dell'operaio. Speriamo che la Madonna di Follina lo protegga e che ritorni alla sua famiglia. Molte altre notizie dalla nostra regione dopo la pausa. Ditte in difficoltà economiche venivano indotte a cedere a dei leasing per poi invece vedere queste auto rivendute dalla Spagna alla Finlandia e 3 sono le aziende padovane coinvolte.
Porsche, Maserati, Land Rover, ma anche utilitarie. Era un mercato di autoriciclette fiorente, quello sgominato dalla Polizia Stradale del Veneto, entrate in azione alle prime luci dell'alba. 3 le persone arrestate, per una emesso l'obbligo di firma. Un'organizzazione internazionale formata da un 60enne residente a Padova, da un uomo di Vigevano, Pavia, e da un 49enne di origine finlandese residente in Liguria. I 3, attraverso una fitta rete di complici, proponevano a ditte in difficoltà economica l'acquisto di auto in leasing. Le ditte pagavano le prime rate, giusto il tempo di permettere la sistemazione per la vendita dei veicoli. Le auto finivano poi in Spagna e Finlandia, prima volta che questo paese si affaccia a un simile mercato, per essere vendute a prezzi molto inferiori a quelli reali. Un vantaggio economico per gli imprenditori che poi denunciavano il furto del mezzo. È chiaro che il denaro era straordinariamente inferiore al valore di mercato, però è chiaro che se veniva ceduto un Cayenne da quasi 100.000 euro a 50.000 euro era un vantaggio importante. Parliamo ovviamente di ditte in difficoltà economiche, parliamo anche di imprenditori che nel corso della nostra attività di indagine abbiamo anche sentito dirsi pentiti o straordinariamente preoccupati di finire in galera. 37 le persone indagate nell'ambito dell'indagine partita a fine 2018 dalla segnalazione di una società di leasing su un Porsche Cayenne acquistato da un'azienda padovana di cui avevano poi ricevuto denuncia di furto. Grazie alla collaborazione con le polizie spagnole e finlandesi, il Porsche era stato trovato quasi subito in Spagna. Da qui il via una serie di attività investigative che hanno permesso di recuperare 11 automobili. Un giro d'affari fiorente che nel Padovano aveva portato al coinvolgimento di 3 aziende. Dalla Polizia Stradale l'invito di prestare la massima attenzione ad acquisti di auto a prezzi particolarmente bassi. Oltre alla denuncia per incauto acquisto si ha sempre il sequestro del bene, quindi la macchina ovviamente viene comunque sequestrata anche se si acquista in buona fede. Insomma, pagare poco di solito ha dietro qualche problema. Invece parliamo della facoltà di medicina che appare in quel di Treviso. Questa è una novità, ci sono anche già le aule in via di realizzazione. Puntiamo a portare il corso di medicina chirurgia a Treviso, il che significa formare i nuovi medici direttamente a Treviso dal primo anno al 6º anno. Arriva a Treviso la facoltà di medicina, un obiettivo a lungo inseguito e che ora diventerà realtà già dal prossimo anno accademico. 50 matricole che in attesa degli spazi nella costruenda cittadella della salute potranno seguire le lezioni al Ca' Foncello e negli spazi messi a disposizione dai medici di famiglia e dalla banca dei tessuti, e già si pensa ad un nuovo campus per accogliere gli studenti. Se riusciamo a chiudere la partita incrocio le dita, significa avere 50 matricole all'anno, sono 6 anni, 6 per 5 30 saranno 300 studenti a regime, poi ci sarà magari qualcuno fuori corso, altre cose, specializzandi, quindi un campus di almeno 500-600 persone alla fine. La presenza dell'Università a Treviso porterà anche investimenti in nuove tecnologie. Noi abbiamo 3 milioni di euro sicuramente, poi tutto quello che è il contorno, visto e considerato che poi immagino che i ragazzi che studieranno qui avranno necessità magari di attrezzature innovative che ancora nella routine ospedaliera non si utilizzeranno, ma che si dovranno acquistare. La scuola di medicina di Treviso accoglierà l'intero corso di studi dal 1° al 6º anno. Si laureeranno come medici chirurghi a Treviso. Questa è una cosa straordinaria, eccezionale, mai in passato si sarebbe pensato di portare medicina a Treviso. Andare a mangiare una pizza in coppia e poi ritornare nella propria casa e trovarsela svaligiata. Non è sicuramente una notizia dal telegiornale, però quando poi i ladri li si trovano direttamente in casa inizia il pericolo vero e proprio. Lo abbiamo visto nel primo servizio di questo telegiornale, cosa era successo insomma agli anziani che avevano trovato i ladri in casa, picchiati praticamente quasi a morte. 15 minuti. Siamo stati via veramente 15 minuti, siamo andati da qua fino a Pino, da ovest, a prenderle, perché erano già ordinate, quindi siamo andati in mano, tornati e... Vanno a prendersi le pizze e al ritorno si trovano i ladri in casa. È successo ieri sera, dopo le 7, ad una giovane coppia che da 5 anni abita in questa villetta appena fuori mura a Treviso. Siamo tra via Piave e via Castello d'Amore, a 2 passi dal comando della Polizia Municipale, e Sandro Mantovani racconta così l'accaduto. Sì, con un arnese ha tirato giù il maniglione della porta blindata e se l'ha aperta. Sono andati diretti sopra in camera matrimoniale, hanno rovistato tutto, tirato giù completamente tutti gli abiti, qualsiasi cosa, tutto sul letto era, e poi probabilmente non hanno fatto in tempo a fare altro perché siamo arrivati noi, perché giù non hanno toccato quasi niente,
stava staccando la luce apposta per stare tranquillo al buio, la presa elettrica. Ed è in quel momento che Sandro e la moglie Donatella sono rientrati scorgendo un'ombra da questa finestra. Perché ho visto la sagoma, mi sono parato qua davanti, perché pensavo fossero... Ho fatto talmente veloce io, pensavo fossero scappati sopra. Ho chiamato la polizia, che effettivamente sono stati tempestivi. E con loro siamo andati sopra a vedere se erano ancora sopra. Invece si vede che ha fatto un salto qua e è scappato via tempo zero. Perché l'ho visto là, questa era aperta perché sono andati qua e è volato via. Carnagione bianca, corpo atletico e dall'agilità non comune per uno, ma forse due ladri che, nonostante l'allarme lanciato dalla giovane coppia, l'immediata reazione di un vicino di casa e la zona perfettamente illuminata, sono riusciti a dileguarsi in pochi secondi. Oggi c'erano i genitori a portare conforto alla giovane coppia, dando una mano a rimettere a posto le stanze messe a soqquadro e a ripulire dai vetri la veranda per una zona di Treviso che da tempo non veniva visitata dai ladri. Malviventi decisamente non solo spregiudicati vista la zona e l'illuminazione presente, ma sicuramente non nuovi ad azioni del genere, considerando in quanto tempo sono riusciti a scassinare il finestrone con triplo vetro antisfondamento. 3-4 minuti si mettono là e la aprono. Vicenza, in tribunale c'era l'esito atteso per 229 domande di costituzione di parte civile per il processo Miteni. Sono state accolte ufficialmente oltre 200 richieste di costituzione di parte civile. È questo l'esito al termine della terza udienza del processo Miteni, che dovrà stabilire il rinvio a giudizio degli imputati accusati dei reati di avvelenamento di acque e disastro ambientale. Il giudice Roberto Venditti ha accolto quasi tutte le richieste depositate da associazioni, enti pubblici o semplici privati cittadini. Tranne quelle che, come leggerete poi nell'ordinanza, non hanno dato prova di avere o svolto alcuna attività concreta a tutela di beni di tipo ambientale nella loro vita, ed erano le prime due, oppure come nel caso della terra dei FAS, perché si è costituita dopo. Non c'è dubbio che per poter dire che un proprio diritto è stato leso devi esserti costituito prima che si sia verificato il fatto che tu assumi abbia leso il diritto, altrimenti tutti potrebbero costituirsi successivamente e vanno a vantare danni per in realtà danni che non hanno subito. Soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dai rappresentanti legali delle parti presenti in aula, in primis la Regione Veneto. La Regione Veneto era direi doveroso che venisse ammessa come parte civile, così come gli altri enti territoriali, tra cui il Comune di Trissino che assisto. Ma la soddisfazione per l'udienza è che il giudice ha accolto la citazione del responsabile civile, in particolare dei colossi, delle multinazionali, in particolare Mitsubishi Corporation, che significa avere una possibilità concreta di ristoro di un danno così ingente come quello per i reati ambientali che sono stati commessi. Ed appunto l'altro elemento saliente dell'udienza è stata l'autorizzazione alla citazione dei responsabili civili, che oltre a Mitsubishi vede ufficialmente coinvolti le multinazionali Chemical Investor International e il fallimento Miteni, chiamati a rispondere per il risarcimento dei danni con il proprio patrimonio. I responsabili civili potranno ancora chiedere di essere estromessi dal procedimento. Potrebbe essere il loro primo intervento all'apertura della prossima udienza, fissata il 23 marzo prossimo. Avevano trovato sul lago d'Iseo il corpo senza vita di una donna. Si trattava di Rosanna Sapori, giornalista lombarda molto nota anche in Veneto, aveva condotto programmi politici su Antenna 3 e Telenord Est. Allora, queste elezioni politiche, come politiche europee, amministrative, non sono andate benissimo secondo il suo punto di vista o sono andate bene? Irriverente, uno stile diretto che bucava lo schermo, Rosanna Sapori, giornalista, dopo l'esperienza a Radio Padania, era arrivata in Veneto ed il suo era diventato subito un volto noto della TV per la conduzione di Sapori Quotidiani e l'urlo in onda su Antenna 3 e Telenord Est. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle acque del lago d'Iseo, probabile suicidio secondo gli inquirenti. 61 anni, residente nel bergamasco, Rosanna Sapori aveva da anni intrapreso un nuovo lavoro, faceva la tabaccaia. Dalla scorsa estate, dopo una serie di furti subiti nel suo negozio, la sua vita era cambiata, minata dalla paura tanto da spingerla a scrivere con la consueta schiettezza una lettera di fuoco all'allora ministro dell'Interno Salvini. Era scomparsa da casa lo scorso 27 dicembre, sabato il tragico ritrovamento nel lago d'Iseo. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie nel nostro telegiornale.
Torniamo a parlare oggi, è una sorta di filo rosso del telegiornale, di furti in abitazione. Abbiamo visto il dramma nella prima parte del telegiornale, abbiamo visto la brutta quotidianità quando abbiamo parlato di quel furto della coppia che si è trovata il ladro in casa, e parliamo invece del fatto che i furti non guardano in faccia a nessuno. A fare le spese è un assessore comunale a Noventa di Piave. Noi pensiamo che qui in 2-3 minuti abbiano fatto tutto, quindi rotto, spaccato, entrato e... Rincasare e scoprire che la propria casa è stata visitata dai ladri. L'odiosa esperienza questa volta è capitata a Federico Fantuz, assessore del comune di Noventa di Piave, con delega ai lavori pubblici e proprio alla sicurezza. Sono bastate 2 ore via da casa sabato sera con la moglie e le 2 figlie. La cena fuori e poi il rientro. E appena entrati abbiamo visto che c'erano state delle manomissioni proprio qui in salotto e avevano aperto i cassetti, tolto tutti i quadri, abbassato, mosso parecchie cose. I ladri sono entrati dalla finestra sul retro, scardinando le imposte e servendosi di un badile. E per zittire questa cagnolina l'hanno rinchiusa in una stanza della casa. Rubati braccialetti, catenine ed altri oggetti per un valore di circa 3.000 euro. A far male, soprattutto, è la violazione della propria intimità. In un post su Facebook l'assessore ha però voluto sottolineare l'importanza della solidarietà ricevuta, che fa sentire meno soli. Talvolta il cittadino, nonostante il grande aiuto delle forze dell'ordine, è un po' impotente. Io penso che la forza che ha un cittadino, in verità è un cittadino normalissimo, senza nessun privilegio, ed è giusto che sia così, sia proprio quella di non essere soli davanti al problema, no? Perché se in qualche modo ci si può aiutare informandoci, magari cercando di evitare questi episodi che, ripeto, solo per i bambini sono traumatizzanti, perché la nostra bambina più piccola ha 6 anni e chiaramente è 2 notti che non dorme, ha paura del buio. Venice Sands, le sabbie del veneziano, è un marchio con il quale si vorrebbe riconquistare nei mercati che contano, per esempio in Germania, quel turismo che ora è attratto da località a basso costo. Cosa possa determinare i flussi turistici in condizioni di concorrenza è materia ampia che non può essere ridotta ad un paio di motivazioni. Di certo c'è però che l'estate scorsa i comuni della costa veneta, che hanno fatto del turismo balneare un'attività di successo ai primi posti in Italia, hanno accusato una lieve flessione. La concorrenza anche in questo campo è sempre più agguerrita e richiede una risposta corale. Un passo in questo senso è stata la nascita di Venice Sands, primo esempio a livello nazionale di un logo che raggruppa tutte le realtà turistico-balneari della regione, il cui esordio ufficiale ad un evento fieristico si è svolto alla Fiera del Turismo di Stoccarda. Proprio il mercato di lingua tedesca, sempre più attratto anche da altre località low cost d'Europa, è uno di quelli da recuperare. Noi dobbiamo avere tutta una serie di strumenti a disposizione che ci permettano di fare promozione in modo moderno. Modo moderno vuol dire non solo hardware, vuol dire software, vuol dire un pochino tutto. Ecco che questo è un modo di fare promozione assolutamente moderno, e l'aggregazione, il portare all'ospite il territorio, non più la singola azienda, è oggi un sistema che ci fa vincere. E anche le spiagge venete hanno capito questo e si stanno organizzando, direi anche molto bene, in questa direzione. Dalla Germania sono anche arrivate delle conferme che indicano probabilmente la direzione in cui continuare a procedere. Quella di Stoccarda è infatti anche una delle più importanti fiere del turismo in plein air e conferisce i riconoscimenti alle strutture ricettive che raggiungono i massimi livelli di qualità dei servizi. Sulle 17 strutture italiane premiate, 9 sono di Cavallino Treporti. Premi speciali proprio anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche per il numero di recensioni che queste strutture ricevono, perché sono molto ma molto apprezzate dagli ospiti, in particolar modo poi tedeschi. Questo è il frutto di grandi investimenti che le strutture stanno facendo in questi anni, che rispondono esattamente a quello che sono le esigenze degli ospiti, e gli ospiti ci premiano in termini di presenze e di continuo afflusso durante l'estate. Dopo la sconfitta con il Modena, il Calcio Padova gioca la classica carta delle delusioni, ovvero il cambio di allenatore. Esonerato Salvatore Sullo, arriva Andrea Mandorlini. Salvatore Sullo non è più l'allenatore del Calcio Padova. Il mister è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Modena. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per il tecnico napoletano, con appena 7 punti portati a casa nelle ultime 8 giornate di campionato.
L'esonero è stato comunicato dal direttore sportivo Sciogliano a Salvatore Sullo questa mattina, quando si è presentato al centro sportivo per gli allenamenti. Sulla panchina biancoscudata arriverà, o meglio ritornerà, Andrea Mandorlini, ex allenatore del Calcio Padova tra il 2006 e il 2007. La società informa che la prima squadra è stata affidata al mister Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo, si legge in una scarna nota della società biancoscudata. Mandorlini avrà il privilegio di allenare il figlio Matteo in forza al Padova. E con l'ennesima delusione biancoscudata finiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo una buona serata.